Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Maxi sequestro di beni per 330 milioni di euro a Gioacchino Campolo, il re dei videopoker. Campolo, noto imprenditore di Reggio Calabria, secondo gli investigatori, è legato a esponenti dell''ndrangheta reggina. Arrestato nel 2009 e detenuto nel carcere di Vibo Valentia per estorsione aggravata dalla finalità di favorire le cosche. Per lui ed altre 12 persone la DDA ha chiesto il rinvio a giudizio. Nell'operazione di oggi, condotta dalla Guardia di Finanza, sono state sequestrate, tra l'altro, 260 unità immobiliari. Operazione della polizia per l'arresto di 9 persone accusate di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tra la Calabria e la Lombardia. Gli arresti sono stati eseguiti tra la Piana di Gioia Tauro e Desenzano del Garda. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal commissariato di Cittanova della Polizia di Stato e coordinate dalla Procura di Palmi, i componenti della banda gestivano un vasto traffico di droga che veniva poi venduto in Lombardia. 3 persone sono state denunciate a Crotone per corruzione in atti giudiziari. In particolare il giudice di pace in servizio nella città, Ermanno Galdieri, è accusato di aver aggiustato un ricorso presentato da Luigi Bumbaca, ex amministratore turistico del villaggio di Praia Longa, e Domenico Scumaci contro un verbale della Capitaneria di Porto Crotonese dell'importo di poco più di 1.000 euro. Per convincersi il giudice avrebbe ricevuto in dono un agnello. La UIL calabrese è scesa in campo stamattina con sit-in davanti le prefetture delle città calabresi. In una nota diffusa dal sindacato si legge: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Cosenza, le città scelte per manifestare contro la manovra finanziaria ed a sostegno delle modifiche chieste dalla UIL al Senato e alla Camera. Il segretario generale della UIL Calabria, Roberto Castagna, ha partecipato alla manifestazione di Cosenza. Migliaia di persone hanno sfilato in corteo a Isola Caporizzuto a sostegno del sindaco Carolina Girasole e della sua amministrazione, che ha subito 3 attentati intimidatori in 3 giorni. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti di oltre 60 associazioni, parlamentari, amministratori regionali, provinciali e del territorio. Presente anche Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. La manifestazione si è conclusa in Piazza del Popolo con l'intervento del sindaco Girasole, che ha comunicato che non intende gettare la spugna. Franco Tallarico, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha illustrato le iniziative programmate per i 40 anni della prima riunione dell'Assise regionale. In particolare, domani a Palazzo Campanella si svolgerà una manifestazione politico-storica che vedrà impegnati gli attuali consiglieri regionali e gli ex, rappresentati nell'occasione dal presidente della loro associazione, Stefano Priolo. Il 14 luglio poi sarà la volta di una serie di iniziative che si svolgeranno in tutto il territorio regionale. È stato presentato sabato pomeriggio l'evento più atteso dell'estate cosentina, Le Invasioni, un ricco programma di eventi, musica, convegni e mostre dedicati quest'anno alla figura di Alarico, il re dei Goti, del quale ricorrono i 1600 anni dalla morte, avvenuta proprio a Cosenza nel 410 d.C. La 12ª edizione si concluderà lunedì 19 luglio, l'evento più atteso è sabato 17, l'incontro dibattito con Franco Battiato.